Eccoci con Severowski Ramazan, nome insomma per qualcuno, per me sicuramente difficile da pronunciare. Oggi ti abbiamo visto su un ruolo diverso dalle altre volte, ti abbiamo visto col numero 6 sulla schiena, insomma hai fatto da libero in difesa, la scelta, una novità del mister che poi magari ce la spieghi. Una partita vinta per 1-0 su misura, però con il Portogruaro che ha dominato. Come l'hai vista tu dal campo e come ti sei trovato su questo tuo nuovo ruolo? Intanto buonasera a tutti, che dire, mi sono trovato benissimo, era la prima volta in questa stagione che ho giocato da centrale. Il mister durante la settimana mi ha provato, mi ha detto domenica ti voglio provare lì, e ho detto mister non ci sono problemi, dove mi mette il gioco. E abbiamo provato, mi sono trovato bene durante gli allenamenti, questa giornata ancora meglio, grazie anche al risultato che abbiamo fatto. Che dire, la squadra è magnifica, mi trovo benissimo con tutti quanti dal primo all'ultimo, sin dall'inizio. Tu da dove arrivi? Dove giocavi l'anno scorso? L'anno scorso ero a Porto Monsuè, ho fatto il mio primo anno di prima squadra, anche lì ringrazio tutti, mi sono trovato bene, ma è passato, quindi adesso penso al Porto e speriamo di andare avanti per questa strada. Sì, perciò Portogruaro per te è la nuova società con traguardi e ambizioni sempre comunque elevate come le avevate l'anno scorso, insomma. Perciò ormai ti sei abituato ad avere traguardi ambiziosi, diciamo. Allora, andando proprio su questo tasto, ormai mancano 4 turni alla fine, ci tenete voi giocatori al titolo di campione d'inverno? Allora, penso che partendo da me all'ultimo ci tengano tutti, sia chi gioca meno, chi gioca di più, queste sono scelte del mister, quindi ognuno deve guardare per se stesso, far bene, perché il gruppo è fantastico, da quando sono arrivato mi trovo bene, a mio agio, e devo ringraziare tutti, dal primo all'ultimo. Allora, penso che il traguardo è sicuramente quello di vincere domenica per domenica, portare a casa 3 punti. E se finiamo, diciamo, la prima parte del campionato la prima in classifica, ci diamo uno stimolo in più per continuare e prenderci quello che vogliamo. Sì, perché lo diciamo per chi magari non lo sapesse, insomma l'obiettivo ormai non è un mistero per nessuno, è vincere e passare direttamente, insomma, in eccellenza, dove il prossimo anno anche là si intende far bene. Detto questo, andando un attimo sulla partita, per poco c'era quel gol beffa degli avversari che hanno avuto un'occasione verso l'ultimo. C'è stato un calo magari di concentrazione, o sono quelle palle che nascono così e non c'è niente da fare, insomma? Ma sai, io l'ho vista brutta, perché l'ho visto davanti alla porta e ho detto prendiamo ora adesso, butti via una partita giocata a mio parere benissimo da tutti quanti, e lì è nato un attimo, abbiamo perso un attimo il giocatore, o abbiamo perso un po' di concentrazione, che è normale dopo 90 minuti, però l'importante è che sia andata fuori e che è rimasta. Abbiamo portato a casa questi 3 punti. C'è con qualcuno che hai legato, ti trovi meglio in campo, o tu comunque ti adatti a qualsiasi situazione, perciò se dovessi tornare a fare il terzino per te non c'è problema? I compagni sono fantastici, io mi trovo bene con tutti, chi ho al mio fianco, se uno che non ha giocato meno gioca, io mi trovo bene, cerco di aiutare tutti, dare il massimo per la squadra, per il mister e per guadagnarmi il rosso domenica per domenica. Bene, allora ti abbiamo conosciuto un po', magari avremo occasione di sentirci ancora da qua a fine campionato, intanto insomma pensiamo a questo titolo d'inverno come primo passo. Quello è l'obiettivo per adesso. Bene, grazie. Grazie mille.